Professore Cilona, martedì prossimo un'intera giornata dedicata a un grande di Agrigento, Art Castle. Penso che sia un atto doveroso da parte non solo degli amici del capitano, ma anche delle istituzioni, ed in particolare del comune di Agrigento e del parco archeologico e paesaggistico, perché il capitano ha dato tanto alla nostra terra e soprattutto investì in favore dell'archeologia ingenti somme per dare lustro e per scoprire i tesori dell'antica Agragas. Quindi da parte nostra ricordarlo è un atto di civile attenzione e soprattutto di grande gratitudine per l'opera da lui svolta compiutamente. Si inizierà la mattina? La mattina ci sarà la scopertura di una lapide per ricordare il 90° della morte del capitano, che è avvenuta il 27 di giugno del 1933. E poi nel pomeriggio ci sarà un convegno, l'uomo, l'archeologo e il suo tempo, e poi una cosa molto interessante, che finalmente una delle sale del Museo Archeologico Pietro Griffo sarà dedicata interamente. Dove sarà il convegno? Il convegno sarà nella sala Zeus del Museo Archeologico di Agrigento.